Martedì 12 novembre, San Cuniberto di Colonia. È il 316° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 49 al termine. Il sole sorge alle 7:04 e tramonta alle 16:44. La luna si leva alle 17:06 e tramonta alle 6:33. Per la quarta e ultima volta, Treviso ristabilisce la sua dominazione su Conegliano, che nel 1338 passerà sotto Venezia, restandovi fino alla caduta della Repubblica. Le previsioni per domani. Cielo nuvoloso, in vari momenti anche molto nuvoloso o coperto, ma con probabilità di alcune schiarite più che altro in pianura. Fasi di precipitazioni anche a carattere di rovescio, più diffuse nelle prime ore e a tarda serata. Limite delle nevicate a circa 1200-1500 metri sulle Prealpi e 900-1200 metri sulle Dolomiti. Le temperature minime subiranno un contenuto calo soprattutto a sud. Le temperature massime in alta quota e sulle zone costiere saranno stazionarie o in lieve diminuzione, mentre altrove subiranno un contenuto aumento, specie in pianura. Il Palazzo del Bo è la sede dell'Università di Padova. Le vicende legate alla storia di questo edificio affondano nei secoli. Risalgono al 400 circa, quando il palazzo, di proprietà del nobile signore di Padova Francesco Carrara, venne ceduto ad un macellaio, il quale, durante un assedio, datato 1405, aveva messo a disposizione dei cittadini affamati delle provviste di carne. Per premiare questo gesto, l'edificio venne a lungo chiamato Albergo del Bo, o meglio del Bue, per poi essere acquistato dall'Università di Padova nel 1539. A partire dal 1492, infatti, le varie scuole che si trovavano sparse per la città furono riunite nell'attuale sede, che venne ampliata con l'acquisto dei palazzi adiacenti fino ad occupare tutto l'attuale isolato. Oggi è possibile accedere e visitare il palazzo attraversando l'Atrio degli Eroi, che rappresenta una commemorazione degli studenti che persero la vita in occasione delle guerre dell'8 e del Novecento. Oppure ancora entrando dalla Porta della Vacca, dove troviamo il cortile nuovo, ristrutturato tra il 1939 e il 1945. All'interno del Bo c'è anche il più conosciuto cortile antico, un elegante chiostro cinquecentesco che fu attribuito ad Andrea Moroni, ma è assegnato da altri al Sansovino. Il cortile, l'atrio, le scale, le logge e le sale sono completamente rivestiti all'interno da stemmi collocati da studenti e professori che frequentarono l'Ateneo dal 1542 al 1688. Nel palazzo si trova anche il primo teatro anatomico fisso del mondo, costruito da acqua pendente alla fine del Cinquecento a partire da un precedente tipo di teatro smontabile.